21 settembre 2010. Siamo nello studio dell'ingegner Giovanni Battista Comacchio, Rino, partigiano della Martiri del Grappa, amico di Masaccio, collaboratore nelle sue azioni, Stato Maggiore mi ha fatto e poi capo di Stato Maggiore della brigata Martiri del Grappa. Tessera numero 2 della brigata Martiri del Grappa. Rino, ti chiedo alcune cose che riguardano la tua famiglia innanzitutto. Tu non sei da Mussolente, abiti adesso a Mussolente in via Corroigo 4, sono di Rosà. però sei originario di San Pietro di Rosà. San Pietro di Rosà. E sei nato? 25 febbraio 22. Del 22. La tua famiglia, parlami un po' di tuo papà, di tua mamma, della tua famiglia. Insomma. Mio papà era di una famiglia abbastanza numerosa, erano in 6-7 fratelli. Sì. Io sono figlio unico invece. Papà e mamma hanno sofferto un paio di anni perché non arrivava Rino. Poi come sono arrivato, il papà si è ribellato alla situazione dei figli della gleba. Tuo papà cosa faceva come lavoro? Quando sei nato tu, che lavoro faceva? Figlio, il contadino. Contadino faceva. Ma fittuario, proprietario? No, dalle nostre parti c'era il barone Zanchetta, il conte Compostella, il conte Dolfin e Mesirca da Cittadella, che erano padroni di tutte le terre del paese. Anche Mesirca da Cittadella. Anche Mesirca da Cittadella c'erano. Ed erano proprietari della campagna di San Pietro. Loro, alcuni anni potevi avere i contadini in affitto, altri in mezzadria, qualche volta c'era anche il centrato da parte del padronato che andava con l'anellino a controllare quella storia, la bazzecola delle uova, per dire. Invece da noi, a dire il vero, sia gli Zanchetta sia il Dolfin Boldù sia il Compostella sono sempre stati comprensivi, umani. Non c'è mai stata occupazione, non ci sono state leghe bianche dalle vostre parti? No, quasi niente. Invece più giù verso Cittadella sì, vero? Sì. Verso Cittadella. No, ma da noi giusto perché anche i proprietari non erano fiscali. Ho capito, c'era un buon rapporto fra salariati e proprietari. Questa brutta abitudine, uno e una ogni giorno dalle varie famiglie si alternavano per fare le donne aiuto in famiglia. Sì. E l'uomo nelle stalle del proprietario. E tuo papà lavorava quindi alle dipendenze, insomma, come salariato? È figlio della gleba, classico. Sì. Solo che si ribellava. A un certo punto non gli andava più di fare. Non vedeva avvenire. Ho capito. Tanto più che era uno che è abituato a essere altruista e generoso. Per anche in guerra ha preso anche la croce perché... Lui ha fatto anche la prima guerra mondiale. La grande guerra era un'artiglieria pesante. E su che fronte? Qua nel nostro oltre il Grappa qua, non mi ricordo dove. Fatto sta che lui non ha mai chiesto una licenza, tanto era dedito al suo mestiere. E ha avuto uno dei primi, un fratello, morto come volontario quando andavano a tagliare i fili spinati. Davanti alle trincee. E un cognato di mio nonno, che cercava appunto il figlio, ha detto: dalla missione che hanno fatto ieri non è possibile trovare, manco la piastrina hanno trovato, per cui alla famiglia non hanno dato neanche la pensione. Nonostante questo mio papà era sempre stato un altruista, amante della comunità, insomma, dire se a me oggi in cova va bene, devo essere a disposizione degli altri. Disponibile anche in confronti degli altri. E quando sono nato io, loro finalmente, ha cominciato subito a preoccuparsi. A quel tempo partivano per i migranti, come ci sono i negretti adesso, e anziché andare in Nord America, è andato in Argentina. Si è diretto in Argentina. In nave, 35 giorni per Vernano.
Insieme con altri di Rosà? O... No, è andato da solo. Solo. Lì dopo ho trovato un altro di Partendo San da Pietro. Genova? Partendo da Genova. Da Genova, sì. Da Genova. E si è fatto un viaggio meraviglioso perché il mare non l'ha mai disturbato, capisci? Dice, io ho fatto 35 giorni di villeggiatura e lì lavorava soprattutto, da quanto ho capito, libero, cotimista, insomma. Lui faceva quello che vedeva il lavoro del momento, un po' di tutto, qualsiasi, un po' di tutto. Mi ricordo che quello di cui parlava di più era il grande macello, perché lui era un torero forte, ma non obeso, capisci, proprio forte. E lui dice, io quasi mai mangiavo pane, sempre era il macello, si prendeva una bella bistecca. E quindi... È un bel momento, quando si era abbastanza ambientata, perché ha lavorato nella zona a sud di Buenos Aires, verso La Plata, e su anche verso Rosario, sono di là. Si capisce che si spostava in funzione dei lavori stagionali, e dopo quando si era, insomma, dormiva. Non si fidava, logico, erano i tempi dei banditi, logico. Aveva una cassetta di metallo con una chiusura particolare e quella se la teneva sempre sotto il cuscino dove aveva tutti i suoi documenti. E quella è servita a me per mettere le mie lettere personali, eccetera. E quando sono arrivati i tedeschi a bruciare la cassa, se la sono portata via. Mia mamma si è spaventata dicendo era una trasmittente per casa, mi ha mandato la staffetta, ho mandato, ma che te ne frega ormai tanto, a casa l'hanno bruciata, siamo in fuga, mio papà è ospite di Perillo. Sì, allora lui è rimasto lì quanto in Argentina? 2, 3, 4 anni. 4 anni. È venuto a casa per prendere mia mamma e me e portarci giù in Argentina. Portarvi in Argentina? Se non che il nonno ha fatto un ictus e non se l'è sentita di lasciarlo lì con i fratelli e gli altri familiari, figli della Lui aveva quanti fratelli? Però, quanti fratelli aveva? Maschi ne aveva 3 e femmine 1, 2, altre 3, insomma, in 6, 7. 6 fratelli. E dunque ha avuto dopo l'ictus allora si è fermato praticamente. Si è fermato, ma ha avuto anche la buona disposizione del barone Zanchetta, il quale è stato, diciamo, riconoscente a questo attivo che si è degnato di tornare a fare ancora il suo contadino. Ed è stato il primo che è riuscito a avere dal barone Zanchetta una casetta con un po' di terra, capisci? Almeno aveva una soddisfazione per il lavoro in che affitto aveva allora? fatto. In affitto? In affitto? No, comprata. Comprata proprio. Gliel'ha venduta. Anche perché il barone Zanchetta era di bocca buona, era la persona più intelligente e istruita che c'era nella nostra zona, era compare dell'onorevole Marzarotto, e ha viaggiato l'Europa senz'altro tutta, perché mi ricordo che mi parlava dal Portogallo fino a Istanbul, eccetera. E il barone Zanchetta, quando ha cominciato a vedermi, si è un po' come affezionato. Siccome io non c'ero mai tenuto a emergere a scuola, però ero naturalmente portato a essere fra i primi o il primo. E allora tu hai frequentato le scuole elementari elementari a San Pietro? Non c'erano neanche tutti i 5 anni. Sì. Il quinta... Bisognava farla a Rosà. No, bisognava andare a Rosà. Ma allora la maestra Cocco col parroco, perché non ci distraessimo, mi ha fatto la scuola di quinta elementare, a me e a una amica mia compagna di scuola di San Pietro, e dopo abbiamo avuto così il diploma anche di quinta elementare. Dopo allora, il barone dice, guarda, se tuo figlio vuole studiare, non bloccarlo, lascialo fare. E allora, per studiare, a quel tempo c'era il Graziani qui da noi. Sì, l'Istituto Graziani. No, i soliti, i
i seminari o collegi minori. Siccome mio papà ha avuto la casa perché aveva fatto un po' di prestito Zanchetta e dopo aveva prestato all'amministratore del Graziani, ti ricordi che c'era Migliorini, Monsignor Migliorini? E quando mi ha messo lì nel seminario minore, l'unica strada per fare, perché dice quello di Vicenza, di Vicenza? Vicenza, perché diceva il prete, quello che ha voluto che la maestra ci facesse anche la quinta elementare, ha detto se lo mandiamo al Graziani a studiare in bicicletta si distrae e non abbiamo, si perde. E non abbiamo più il nostro ragazzo. Allora, siccome aveva prestato dei soldi a Migliorini, perché il prete il parroco nostro ha fatto una canocchia mica fuori norma, e quindi era tutto il paese indebitato, un po' lussuoso. Lui ha detto, io non vi do una lira, ogni anno trattenete un pochino di quello che mi dovete. E così poi hanno cominciato a pagare e dopo... Sì, che tu hai fatto le medie a Vicenza, no? A Vicenza, dopo ho fatto l'esame da privatista di quinta ginnasio al Pigafetta. Al Pigafetta, sì, al liceo Pigafetta. E dopo ho fatto pure la maturità classica. Sempre da privatista. Sempre da privatista. Ho avuto la fortuna. Da chi andavi a scuola? Da chi prendevi lezioni? Dai preti, sempre. Sempre dai preti, sì. E ho avuto la fortuna che il professor Volpato di Marostica, era una cima, professore di? Se ricorda di lettere, di lettere. Italiano e lettere, a Pigafetta, latino. Come mi ha visto, si è ricordato del quinto ginnasio, perché anche allora quei 2 o 3, sai, che studiavano, no, forti, e si erano fatti conoscere. E allora a quel tempo non sono arrivato in tempo prima dell'estate a fare le demarche e tutto il resto, per cui li ho fatti tutti a ottobre. Ho capito. Nella sessione di ottobre. Una spada al Damocle per noi, che chi non andava all'università doveva partire per la Serbia oppure Russia. Difatti il mio compagno, un mio compagno, quando ha visto che io faccio tutte le pratiche per fare gli esami a settembre, dice, ma ascito che venga anche a me, fa caspita, non ti ho piacere in compagnia. Fatto sta che quando vado a fare l'esame di maturità mi mette su un tavolo da solo con 2 tavoli vuoti attorno, il mio amico la stessa strofa, e quello c'era Fincati, Cesco Finali da Bassano, quello che dopo si è laureato e si è ammazzato, il quale mi dice dopo mi aiuti un pochino, ma non si poteva fare niente all'università. Come suonava la sirena alle 8:30, firmavamo, ti facevano il testo eccetera, e poi a me e al mio amico, eravamo forti, bastava il tempo di trascrivere, capisci? Per cui se vedevano un foglietto e Volpato gli dice cosa fa con quel foglietto lì? Ma per farmi una nota, lo sacano perché ti danno tutti i fogli timbrati alla mattina. Sì. E dice dovrei sospendere l'esame, professore. Fatto sta che si gira, non mi sospende l'esame, io mi alzo, consegno il compito e anche il mio amico, perché noi al suono della sirena delle 10 eravamo di intesa di alzarci tutti e 2 contemporaneamente e andare fuori. Tu hai fatto maturità classica. E allora ho detto a Fincati, se tu, Finali, Cesco Finali, tu vieni in toilette, mi ricordo e ti do la versione dal latino, dal greco, eccetera. I professori si sono accorti che noi 2 eravamo... Avevate gli stessi compiti. Ha annullato l'esame ha sospeso l'esame di finale. Cesco. E da quel giorno il bidello doveva dire, quando noi eravamo usciti dall'istituto, dal Pigafetta, prima di lasciare andare a qualche altro servizio. Comunque, capisci, abbiamo avuto questa presentazione
ricordo del quinto ginnasio che Sì, da eravamo, parte del professor Volpato, quindi fatto sta che vado a fare la maturità, sai, due gruppi, l'orale una maturità lettere e una... è scientifica, sì. A me è Materie toccato scientifiche. lettere prima di scienze, mi è spiaciuto perché in lettere erano un cannone, e in scienze insomma non ho fatto a giugno tutto, anche perché non mi sentivo così sicuro rispetto ai miei compagni di scuola pubblica. E allora abbiamo visto prospettiva Serbia e Russia, a giugno 64 privatisti e 8 promossi. Per Ti puoi immaginare. una strage? Fatto sta che col mio amico non ci siamo più rivisti neanche perché abbiamo fatto gli esami in un giorno diverso. E l'esito io l'ho saputo da un mio amico Pellicer, quello che ti nominavo prima, di cosa da Belvedere, e poveretto, lui è andato a male. Il professor Volpato aveva uno pilo di libri così, mi dice porta qui, quello che vuole professore, no, porta qui tutto. Ma professore, fatto sta che ti prende allora, mi ha introdotto con gli altri della commissione, si volta con quella storia dell'arte. Avevo gli appunti fatti da Motterle, uno spettacolo, perché io non avevo avuto il tempo di studiarmi tutto il Mottini e si gira con la professoressa, avrai il coraggio di esaminare uno che ha questi appunti? E così sfondata è stata una E così è andata, insomma. Ah, Così è andata. ma quando è andato a Scienze, ormai sfiniti, cioè, il barone mi aveva detto guarda che voglio venire a assistere o a lettere o a scienze, fammi un favore, fammi un telegramma a dirmi quando c'è. Vado su quella sera a fare scienze, ti trovo sai, il Pigafetta hai presente un convento? Sì, sì. Trovo lì il barone Zanchetta che mi ha detto, barone, ho detto, questa sera non le do soddisfazione, ho detto, perché sto scoppiando, sono finito. No, eccetera. Insomma, viene dentro, è stato lì, sì, no, 5 minuti, dopo è andato fuori perché ha detto non li faccio bene, non li faccio... Fatto sta che insomma è andata bene per me e male per il mio amico. Bene, finiti gli esami in maturità, che prospettiva avevi? Ma sono iscritto subito a Padova. Sei iscritto alla facoltà di ingegneria? Matematica e fisica, perché Ah, sei iscritto a matematica e non fisica. era stato tolto il biennio, capisci? Ho capito. Da noi a ingegneria c'era... Il biennio era comune. Invece dopo un anno e mezzo hanno tolto il blocco. E mi sono iscritto a Padova. Mia mamma dice finalmente mi hai promesso di stare a casa. Ma come andavi? Ho detto sono già iscritto a Padova. Andavi in treno? Su in treno, con la bicicletta fino alla stazione di Rossano. E La mamma? La mamma mi dice mai promesso, perché mi è arrivato da Milano un telegramma di Santa Giuliana e Roberti, Eureka, parti subito. Eureka vuol dire ho trovato, parti subito. Mamma, vado a Milano a vedere cosa sta. Ma hai promesso di stare a casa, sei un figlio unico. Pensa che un mio zio, fratello di mio papà, Scapolo, perché stessi a casa, mi aveva promesso, ancora quando ero più piccolo, che mi avrebbe comprato la zebra perché quello era l'animale che, capisci? Ti piaceva. Questo per dirti. Sì. E ogni volta che partivo erano pianti e a Ma a Milano come mai? A Milano cosa ti chiamano a fare? Perché Santa Giuliana e Roberti erano all'Università Cattolica. Ah, ho capito. Due tuoi amici, insomma. Noi amici, Roberti e questo di qua di... Il professor Roberti di Bassano, Roberti. che insegnava disegno, storia dell'arte. Sì. No, è quello di filosofia. Ah, di filosofia, sì. È Filosofia serio. e storia, sì. È ancora vivo anche lui. Sì. E Santa Giuliana invece era già prete e faceva, non so che, alla Cattolica, adesso è facoltà. Sì, una facoltà. Infatti stavo, ho detto a mia mamma, vado a vedere. Sono partito con una valigetta così in fretta e furia verso ottobre o novembre. E insomma mia mamma ha brontolato. Ho detto vado a vedere. Sono lì, caro, mi fanno una proposta troppo suadente. 399 lire al mese nette, mezza giornata ogni giorno liberi.
una giornata intera alla settimana, noi 3-4 compri ci facevamo i nostri vitto, alloggio, stireria, eccetera, eccetera. Se non che Ma istitutori, insegnanti, istitutori, cioè assistenti in un collegio. mezza giornata assistere i ragazzi. Assistere i ragazzi Ai Marchiondi, era come quegli istituti di recupero giovani, sai. Ho capito. E, Il Marchionde di Milano. solo che appena fermato dico, beh, adesso vado a casa a prendermi un po' di equipaggiamento, perché e dicono no, voi siete mobilitati civili adesso. E allora dovevamo fare... Che anno era? Che anno era? Il 41. 41. Siamo. E allora dovevamo fare rotazione, allora era Roberti. È venuto giù, abbiamo fatto venire anche il dottor Ferronato, mio compare nativo di Rosama, è morto giù a Caldogno, era medico condotto. E allora facevamo rotazione a casa, capisci? Venivamo su, pacchi di viveri, eccetera, e carte anonari in abbondanza, ma si mangiava e non si era mai sazi perché non c'era sostanza. Fatto sta, siamo dovuti restare lì fino all'arrivo della cartolina precetto. Che vi arriva quando? È arrivata a febbraio del 42. 43. 43. Quindi tu hai fatto 41. A parte gli ultimi mesi del 41. 42 e primavera del 43 arriva la cartolina. Fino a febbraio. Febbraio arriva la cartolina precetto. E ti mandano a? Ti mandano dove? Niente, allora dovevamo presentarci al distretto, sì. Ci hanno mandato a Valdobbiadene, a Vittorio Veneto. A fare il corso ufficiali. C'era una scuola allievi ufficiali a Vittorio Veneto. Sì. Ma avevate fatto domanda voi oppure vi hanno mandati d'ufficio? C'è toccato lì. Sì, uno che aveva la maturità. Quasi tutti la maturità oppure erano qualche ragioniere. Tu avevi fatto anche qualche esame all'università in frattempo? No, 2 tentati, ma ti dico facendo l'assistente l'istruttore, eccetera. Non avevi molto tempo, insomma. Non riuscivi a concentrarti, insomma, poi aspettavamo di mese in mese la cartolina precetta. La chiamata alle armi. Siamo rimasti lì, ma eravamo bravi anche lì. Infatti il nostro colonnello tanto ci apprezzava che aveva messo uno dei nostri, ma in quanti eravate? In quanti eravate a Vittorio Veneto? Un battaglione, quindi un 1000 qualche 1000 uomini. Avevamo il servizio cucina, eccetera, eccetera. E allora uno di noi a controllare in cucina che i cuochi non ci fregassero, capito? Però, caro, una vita dura. Noi abbiamo dato soddisfazione ai nostri comandanti, però fatto sta che in un bel momento siamo su a fare il campo nel Consiglio, perché era lì quel dove... Sì, ma il reparto qual era allora? A Vittorio Veneto? Vittorio Veneto, niente... Sì, ma scuola ufficiali di... Allievi, non ancora. Allievi ufficiali di fanteria? Sì, fanteria. Di fanteria eravate. Ti ho detto, col battaglione polimorfo, diciamo. Sì, dove stavano dentro tutti, insomma. Siamo andati su a fare il corso sul Consiglio, perché lì ogni giorno che andavamo, da Vittorio, quante marce, eccetera, insomma, ma facevamo i bravi. Mi ricordo il colonnello, per dirti, il coscienzioso. Lui diceva, io non vi dico studiate, imparate, eccetera, eccetera. Vi dico soltanto, fra qualche mese saranno 20-30 mamme che vi consegnano i loro figli, quindi se non siete preparati potreste essere responsabili del cattivo esito della vostra missione, cioè della vita di questi, capisci? Di questi ragazzi. Questo per dire che... E dopo qualche giorno siamo lì a fare campo, smonta tutto, via, dobbiamo andare giù a Grosseto a dare una mano ai tedeschi. Vi chiamano a Grosseto. Ah? Vi chiamano a Grosseto. A Grosseto. Sì, perché c'era lì un campo di aviazione enorme e da lì passavano i motori, gli aerei tedeschi, 6 motori, perché potevano atterrare, uno enorme, capisci? E allora facevano Innsbruck, Grosseto, Sicilia. Il periodo ti ricordi qual era? Che periodo era? Dunque, luglio del 43. Poco prima del 25 luglio. Il 25 luglio, infatti, siamo andati a occupare la città,
perché c'è stato Mussolini. Sì, l'arresto di E dopo, Mussolini. allora, siccome abbiamo bisticciato anche con i tedeschi, perché facendo, sai, pensa a Vianello che era la nostra macchietta la sera sopra sul castello. Raimondo Vianello? Raimondo. Era uno dei vostri? Era? È il mio capoarma, no? Ah, il tuo? E allora la sera c'era l'ufficiale di servizio, di picchetto, no? E noi mettevamo uno dei nostri a turno a fare la guardia e lui del terzo letto del castello si metteva a leggerci tutte sotto la luce azzurra, sai? Era uno spasso, era più simpatico. Quindi allora. recitava già. E dopo, sì, ma era spontaneo, assolutamente. Abbiamo fatto tante di quelle ore di... Ma lui era un veneziano? Era? Sì, di origine, ma romano. Romano di adozione. E uno di guardia, oltre che, perché quando arrivava l'ufficiale di picchetto fosse tutto a posto. E dopo quando andavamo in giro, siccome io ci tenevo al mio mitragliatore e Vianello, la cassetta, eccetera, delle volte pericolo, sai, avevo quel schifoso, il Brera 34 che era un cartoccio. Fatto sta che quando capitava la visita di qualche generale, per esempio Gariboldi che tornava dalla Russia, passavano dal nostro, era perché era un battaglione proprio con i fiocchi proprio. E la manovra a fuoco era sempre la nostra perché ci divertivamo a vedere Vianello lì perché ci voleva l'oliatore, perché la cartuccia che usciva doveva passare sotto e ricevere la goccia d'olio, altrimenti si inceppava. Allora Vianello pronto, io mi divertivo un mondo, sparavo contro sul consiglio, sai. Ero a furia di manovre, facevo crollare un crostone di cagare. Fatto sta che alla fine il generale Gariboldi, per dirti uno, si complimenta con noi. E il nostro comandante era un fascista, 29 anni, era ancora lì a fare sottotenente grande così, l'ANA si chiamava di Treviso. E dice Gariboldi, come mai lei è ancora sottotenente? Ancora sottotenente. E Vianello ha sentito, ha fatto una pernacchia e quella sera invece che un'ora e mezza di spettacolo. Torno alla caserma di punizione. Tornando a casa in caserma nella piazza d'Armi. Di punizione. Madonna. Ho capito. Comunque, quindi siete stati là a Grosseto, insomma. A Grosseto. A Roselle era l'aeroporto, Roselle, mi pare. ma lì facendo le manovre per l'attraversamento della Aurelia. Sì. Di là c'era il campo d'aviazione, in aiuto facevamo una manovra, ma eravamo tutti, sai, per la quale, fatto sta che quello che aveva la mitragliatrice, la Brera 40, che qui la sparava bene, per fortuna usavamo i cartucci, ha sparato a una colonna di tedeschi che passava e i tedeschi che erano fatto reclamo, insomma ci hanno sbattuto via in meno di 24 ore da Roselle su in montagna. E allora lì non avevamo più servizi, non avevamo più niente, fare tutto noi. E l'8 settembre dove vi sorprende? Lo stesso rioccupato per bene la città di Grosseto. Siete tornati giù? E guardia, sempre rimasti lì, da Isti ad Ombrone, che è a 10 km da Grosseto, andavamo a fare servizio di città, ma basta con i tedeschi perché non ci andavamo d'accordo. E che succede là? Cosa succede l'8 settembre? Come quasi ogni notte c'erano allarmi. Avete capito cosa era successo? Sì, ma ci tenevano informati per bene. Sì. Il 5 luglio radunati lì, hanno detto... E dopo l'8 settembre, verso sera, stavamo facendo gli esami da sergenti allora, perché sai... Sergenti a uccisi. Era l'ultimo esame. E alla sera ci dicono, guardate che è stato firmato l'armistizio. Allora, il comando della seconda armata di Firenze ci ordina di metterci a disposizione dei tedeschi. Noi abbiamo detto no, i tedeschi arrivano con i camion, noi eravamo subito al di là del fiume Ombrone e non ci hanno neanche attaccato, insomma. Dopo 2 giorni loro, insomma, dai, proviamo a partire, dopo 1 chilometro torna indietro, abbiamo voluto a tutti i costi
a non andare a farci prendere prigionieri dai tedeschi, ma eravamo rimasti in 40 e allora il colonnello ci raduna, ci dice rompete il ring, eccetera, ci ringrazia della disponibilità, dell'affezione. Ma anche Gianello è rimasto, era uno degli ultimi 40 come noi. Come voi. E allora 2 giorni vendi un po' di roba per prendere un paio di calzoncini. Dai civili. E partiti, fatto 3 giorni per venire da Grosseto a E siete scappati a questo punto? Ognuno per conto suo, insomma. No, noi eravamo in 4. Voi eravate in 4 della zona qui, C'era vero? Brunello Da Marostica. da Marostica, che è morto poco dopo, tutto quello che è andato nei bersaglieri ha fatto subito il repubblichino. C'era quell'altro Beppi Muraro, che nella mia età sempre, classe 22, da Sandrigo. C'era Bonollo di Venezia. Ci siamo separati a Padova perché lui è andato a Venezia. A Firenze, come ti dicevo, siamo scesi, Sì. abbiamo lasciato i nostri, avevamo un pacchettino così con le lettere, quelle poche cose personali. E il Brunello, per dirti quanto meschino, è andato giù qualche giorno dopo, si è portato via la nostra roba e la signora ci scrive dicendo guardate sono passati i tedeschi, invece Muraro mi ha detto guarda che è stato Chemello, Brunello. che Brunello che Si è portato via la vostra roba. Sì che tornate su e a Padova cosa succede a Padova? C'è un episodio, mi pare. La stazione era occupata, La stazione era occupata. ma c'erano 5 tedeschi in tutto. Tu pensa, 2 erano già addetti a custodia nostra alla sala d'aspetto. Che giorno è quando arrivate a Padova? Dunque, il 15 settembre. Il 15 settembre arrivate a Padova. 15 settembre. C'erano 5 tedeschi che presidiavano la stazione. 5 tedeschi che presidiavano la stazione Appunto, i carabinieri ferroviaria. hanno detto guardate la stazione è già occupata dai tedeschi, sono lì tutti ai nervi e fior di pelle perché sono in pochissimi, infatti abbiamo trovato 2 già dirottati per tenere noi Sotto controllo. E insomma verso le 2-3 di notte ci fanno scendere sotto passaggio, noi pensavamo che fosse l'imbarco per la Germania, perché c'era stata una sparatoria verso mezzanotte l'una. 2-3 cretini sono saliti di nascosto sul 6° e 7° binario, erano i binari Barbassano e Belluno. I tedeschi hanno sparato, li hanno feriti. Per fortuna i tedeschi hanno preso 2 nostri commilitoni, i quali erano ancora in divisa con la Croce Rossa, capisci? Li hanno presi perché andassero a recuperare i feriti. Ecco che allora abbiamo cominciato ad avere una piccola speranza di salvezza. E dopo, insomma, per fortuna ci portano sotto, stiamo lì, verso le 4 ci dicono potete salire in treno. I tedeschi. I tedeschi ve lo dicono. Loro erano i padroni. E vi lasciano venire a casa. Saliti in treno, guarda. Non avevamo più sonno e si erano 4-5 giorni, non si dormiva, non mangiava, eccetera. E siete sbarcati a? No, io sono saltato giù dal treno prima. Sei saltato prima? Ognuno per il conto proprio. Ognuno Bonollo vicino al suo paese. E gli altri 2 non so come, fatto sta che io prima di Rossano sono saltato giù in campagna e via. In corsa. Aveva rallentato un po'. Il giorno dopo cominciano a venirmi a tormentare a casa. Arrivi a casa, i tuoi cosa dicono? Mai visti piangere così, mai visti. Insomma, la mamma non ci credeva quasi, capì? Perché dicevano, era il 15, chissà che sia arrivato sano e salvo in Germania, eccetera. Il papà, come ti dicevo, mi è venuto incontro in bicicletta e non so da chi l'avesse avuto. Fatto sta che eravamo incretiniti ormai da 5 giorni, Di viaggio, senza mangiare. I primi giorni poi stavamo anche benedetti alle armi perché i tedeschi venivano e avevamo paura che un bel momento cominciassero, capisci, a arrivare in forze. E dopo allora non mi lasciano a casa Pacifico manco 2 giorni perché a San Pietro è sorto il primo nucleo di
resistenza. Lì c'è un parroco importante, no? Don Anselmo Riello. Don Anselmo Riello. È lui che ha iniziato tutto. Ma già prima vi aveva un po' indirizzato all'antifascismo, oppure lui non faceva trappellare niente? Non so niente perché Non sai. io ero a Vicenza, a Milano. Eri a Milano, Vicenza, quindi non sapevi cosa. Ma lui era già prima, insomma, tendenzialmente. No, lui era un tipo fatto così, ribelle. Sì, lui. ribelle, antifascista. Difatti, vedi nel mio primo pubblico, è stato quello che mi ha comunicato il messaggio dell'8 luglio per il primo rifornimento di... capisci? Proprio era spirito e corpo. E quindi dopo pochi giorni ti contattano. Chi è che ti contatta? No. Il parroco. E i ragazzi che sono venuti subito a prendermi e portarmi là. I tuoi amici ti hanno portato in parrocchia? In parrocchia, là cominciavi. E Don Anselmo ha cominciato? Don Anselmo aveva la radio anche. Aveva una radio. Allora lì ascoltava Radio Londra. Sì. Allora lì si andava 1, 2 alla volta per non dare troppo. Le riunioni si facevano sempre all'aperto, in completa campagna, perché... E poi se qualche volta dormivi a casa, spesse volte, alle 2, 3 di notte, boom, 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 anche il rastrellamento, via. E cosa facevate? Scappavamo in campagna, Sì, ma dico, allo Stato Brado. che azioni facevate all'inizio, i primi giorni? È cominciato, per fortuna, verso maggio, siamo entrati in contatto con la seconda missione alleata. La prima era questa di MRS, la MRS Rocco. del Rocco, da Belvedere cittadino. E quell'altra era quella di Icaro. Icaro, sì. E praticamente ottobre, novembre, cosa fate qui mesi? Recuperare qualche arma. Recuperare qualche arma. Io con mio cugino ho fatto il primo colpo già il 17 Ottobre. mi pare, o 27, non mi ricordo. Sì, comunque il mese di ottobre. Perché una ragazza da Rasà, ormai già si parlava, è venuta a dirmi guarda, che i carabinieri hanno abbandonato la caserma e si sono messi in borghese. Allora c'era un colonnello di passaggio a San Pietro, rimasto lì 2 o 3 giorni. Un colonnello piemontese. Ecco, piemontese, là che hai visto. Che dormiva nel forno, il forno del pane. Infilato dentro. Ma com'è capitato a Rosario? Non si sa. È arrivato in bicicletta. Probabilmente era Scappato, in qualche reparto della zona, insomma. È scappato. E allora giù, come sentita questa notizia dalla ragazza, e siccome non avevamo armi, non avevamo niente, giù da Don Anselmo e dal colonnello, e allora dice, ma come si fa? Mi presta la sua pistola e prendo un mio cugino, che aveva abbastanza coraggio, è venuto con me, siamo andati in caserma, lì c'era la donna dei servizi, dei carabinieri, si è messo a gridare, chiuso la bocca, con 2 o 3 mantellini dei carabinieri, avvolti con i 4 moschetti, eccetera, anche perché non abbiamo trovato armi. Non avete trovato non armi automatiche? Automatiche. E via in bicicletta, caro. Il giorno dopo il maresciallo. E le avete portate in campagna da noi. In campagna, nascoste in campagna. Il maresciallo aveva capito chi era già, perché basta poco in paese, 2 picchiacche. E allora arresta quella ragazza per prima cosa. Dopo altri 2 o 3 ragazzi, e dice se mi riportano le armi metto tutto a tacere. E allora a distanza di 48 ore torna in caserma a riportargli le armi. Pensa, quella è stata brutta proprio in un momento di pericolo, perché avevo paura di trovarli lì appostati e pronti a fregarmi, capisci? Insomma siamo riusciti a riportare le armi e dopo siamo tornati in canonica, lì c'era Don Anselmo e il colonnello ci aspettava, un bicchiere di grappa per tirarci. Per riprendere coraggio. Quello è stata la prima azione praticamente la prima azione partigiana. E dopo, guarda, quella però è servita a calmare gli animi, soprattutto di quelle 2 o 3 ragazze che vi facevano.
perché c'era anche la dottoressa Gasparotto, quella che mi ha portato a Padova dopo qualche mese per incontrare il cugino di Capitano Villa, è tedesco, quello che era professore. Mario Todesco, professor Mario Todesco. L'hai visto quella pubblicazione? Sì, no? sì. Bella quella lì, solo perché è un po' troppo romanzata, ma è bella. Ma Ultimi fuochi sul Hai Grappa. visto, te lo prendono, lo buttano giù dal camion e le sparano sulla strada. E allora mi aveva fissato un appuntamento con quello lì, ma l'appuntamento non ha avuto seguito perché c'era già troppo. L'avevano già arrestato, lo controllavano. Lo controllavano. Poi mi pare che li arrestano tutti e due. Li arrestano tutti e due, sia Vico sia il cugino Vico che sì, Mario. Ma lui l'hanno ammazzato poco dopo. No, in primavera ormai. No, all'università 2 o 3 volte siamo andati e allora si scappava come c'era l'allarme. Naturalmente esami non si parlava più niente, sospese lezioni. Anche perché i furbi con i repubblichini non avevano più paura, avevano uno stipendio, avevano da mangiare e andavano anche a prendersi l'esame sul libretto, il voto, ti ricordi? Sì, no, Ti ricordi Einaudi cosa ha detto ad Agnelli? Sì. Non l'ha neanche guardato in faccia. Io con un nome così mi vergognerei. Mi ha messo neanche guardato in faccia. A Giovanni, A Giovanni Agnelli. E Einaudi gliel'ha fatta. Capisci? Quindi, il Cisco Finali, dopo qualche anno, finita la guerra, che io ho ripreso con fatica a studiare, anzi quando ero in forma e stavo per fare il primo esame, mi è morta improvvisamente la mamma e quindi un'altra interruzione, eccetera, eccetera. Mi incontra, mi fa le pernacchie. Lui si è laureato poco dopo la fine della guerra perché con l'arruolamento nei repubblichini, oltre a tutti gli altri vantaggi, continuava a fare esami senza problemi. Hai capito? E allora mi faceva le pernacchie. Vabbè, allora cominciano le prime azioni, però non siete ancora organizzati bene, insomma, siete piccoli gruppi. Ma, vedi, credo che la definizione che hanno dato di me battitore libero sia stata piuttosto giusta, azzeccata. Perché non potevo sopportare la truppa, in quanto come va bene ti seguono tutti eccetera, poi tac, ti piantano in asso. Hai visto che anche a settembre del 44 io ho fatto saltare la stazione di Rossano e i miei 3 che avevo scelto 3 in gamba anche, uno era anche mio parente, erano reduci dall'Albania e dalla Grecia, quindi cioè, quelli che hanno aspettato le reni alla Grecia. E quando andiamo lì in stazione vicino, luna piena, eccetera, sentono il camminare delle sentinelle tedesche, ma forse è meglio rimandare un'altra sera. Ma io mi ero preparato un'attrezzatura talmente bella, avevo fatto 12 metri di miccia detonante con le varie, perché ho detto faccio saltare, sai, avevo già un pochino di sviluppo intellettuale, Poi avevi più degli altri. Un po' di addestramento che hai avuto. Ho detto faccio saltare gli aghi, gli scambi e un pezzo di cosa, basta. Difatti dopo Tenente Moro ha detto bel colpo, se non che la mia azione, benché da solo, è stata attribuita a quelli di Belvedere. Quindi passa l'inverno del 43. No, io facevo così qualche colpetto. Quando primavera del 44, tu fai. Ho fatto per 2 o 3 notti istruzione anche ai ragazzi. Dicevo, mettevo un 3-4 su un posto, voi mi aspettate lì, al tale, in modo che andavo a fare l'operazione e loro vedevano come si faceva. E poi andavano a casa. Operazioni in gran parte sulla linea ferroviaria. Solo che da principio facevamo anche la spicciolata, dopo abbiamo visto che erano pericolose per la popolazione perché ti mettevano loro i civili a fare da guardia eccetera. Allora succedeva cosa? E andavamo a mettere la mina. Lungo la linea ferroviaria questa. Sempre lungo la linea ferroviaria.
dicevamo guardate che fra mezz'ora, fra un'ora scoppia. Allora dopo c'è stata quella bella iniziativa del comandante Bressan, tutto il Veneto, fare gli attacchi sincroni per tutto il Veneto. Contemporanei. Mettevamo in difficoltà voi tedeschi, voi fascisti, perché non potevano né inseguirci tutti, né, capisci? Ecco, quella è stata la soluzione bella. Però, come ti dicevo, i ragazzi, quando non c'era pericolo, ci stavano anche, se no... Se no avevano qualche timore, insomma. I tedeschi hanno preso due dei miei, i quali da secondo giorno, poveretti, con le botte, per carità, hanno preso tante quelle botte da spaventare, l'hanno fatto il nome e sono venuti a prendermi. Vedi che il messaggino di... Quando siamo? A che periodo siamo? Di 16 settembre Del 44. il 17 i tedeschi mi danno l'attacco, perché noi avevamo fatto dopo il magazzino sotterraneo. Però voi vi siete sempre mossi qua in pianura, in sostanza. Sì, io non sono mai andato eppure ho anche la tessera del Grappa. Volevano e mi chiamavano su. Per andare su all'Italia Libera a Campocroce. Fa il favore. Tu non ti fidavi. E qui io mi divertivo, perché allora... Ti muovevi bene come mi un pesce prendevo nell'acqua. uno o due, quelli che ritenevo necessari, ma insomma la guerra partigiana per me doveva essere impostata soltanto sui sabotaggi con squadrette di 2 o 3 persone, e quasi niente altro, capisci? Allora né davi sull'occhio né eri... È un mordi e fuggi continuo, insomma. Mordi e fuggi continuo, e così ti muovi molto più liberamente e non ti fai catturare. Beh, in Grappa... anche quella lì di Rossano Sì. era il 9 settembre. 9 settembre quando hai fatto saltare la stazione. E hai preso contatti anche con personaggi che poi sono diventati significativi. A casa mia avevo spesso quelli della missione Icaro, quella missione Danilo, Icaro. che era l'istruttore di sabotaggio. Danilo Boss. Danilo, quello lì, Boss. Danilo Boss Gino. Era quello di Belluno. Di Belluno, sì. Che ha fatto anche l'istruttore a Campocroce, è andato su a Campocroce un periodo. Sì, è andato, ma è quello che ha bruciato anche il municipio di Romano. Anche che ha fatto saltare l'anagrafe di Romano. Era proprio, certi giorni era... È spregiudicato, vero? No, erano due... Andava ad alti e bassi, mi ha detto. Erano due gemelli. Sì. Erano sabotatori in Nord Africa, Tunisia e Algeria. Ho capito. E un giorno, una notte, hanno fatto l'attacco a un campo di aviazione dei tedeschi in Algeria e il suo cugino, fratello gemello... Operavano con gli inglesi allora? No, con gli italiani. Ah, con gli italiani. Di là. E... suo fratello è rimasto morto, quindi sai, i gemelli a volte se sono monocotiledoni. Sì. Insomma, certi giorni che ero, niente, al municipio di Romano, colpo di... e non lo fermi, non lo fermavi, insomma. Quindi ha bruciato l'anagrafe quella volta. Mi voleva bene. Pensa, quando è arrivata giù la prima staffetta, la fiammetta a Carmignano di Brenta, la missione Icaro non ha mica chiamato quelli di San Piero in Godi, che erano 48. È venuto da Rino, dice: prenditi 2 persone di tua fiducia e vieni giù lì che dobbiamo ricevere. E allora siamo andati giù, era in luglio del 44. Siamo andati giù, la prima notte è arrivata, l'aereo è arrivato. Ma allora veniva lì, ti faceva l'avvistamento, sai, nei campagni di Cambignano, San Pietro in Gu, uno spettacolo perché è grande, no? E andava giù verso Vicenza, faceva come Pippo quei 2 o 3 spezzoncini per distrarre, e la prima notte non ce l'hanno data. La seconda o terza, insomma, si apre la botola, era abbastanza bassa. Senti sta ragazza, cavallino vai, gridava, questo era il suo motto, mi casca proprio nel fosso pieno d'acqua. Sì, quella... Ero pesantina,
grossoccia. L'ho caricata sul palo della bicicletta, tutta bagnata. Siamo andati a Gran Torto, dai Biasia, dove faceva spesse volte base la missione Icaro. Sì, che questa era Biasia è stato preso da quelli di Cittadella, là. Ti ricordi quando hanno preso Icaro? Il primo li hanno costretti a scappare da qui, quando sono stati liberati gli MRS qua. Dopo un po' hanno ripreso e allora hanno cominciato a denunciare la Icaro come compromessa con gli altri. E allora sono dovuti scappare e andare su verso Trentino, eccetera. Dopo lì sono stati presi, sono venuti giù dopo. E dopo Sabadin con Armano ha dato ordine a Vasco. Hai visto nell'ultima mia pubblicazione che hai inserito la foto sua. Sta ragazza era un'italiana? Italiana, sì. Che lavorava a Londra, che lavorava... dopo pochi giorni già ci offriva mezzi e quello che volevamo, perché era già entrata nelle grazie del colonnello della Longa. Ah, è un colonnello della Cabianca? Sì, quella lì di San Dove. Sì, si chiama la Longa. Sì, Cabianca, insomma. Cabianca, sì. E non ci siamo più rivisti in quel tempo, solo qualche messaggio. Dopo la fine della guerra, per caso un giorno la incontro... Lei faceva il doppio gioco in sostanza? Faceva il doppio gioco? No, era entrata nelle grazie del colonnello tedesco, ma faceva la spia per il servizio inglese. Sì. E a Vicenza ci incontriamo per caso un giorno vicino al Ponte degli Angeli, dove c'è anche la tipografia del rumore. No? E allora mi dice che lei lavora per gli inglesi. Non neanche salutata, perché pensare quello che ho fatto io e pensare che quella serviva agli inglesi, non ho più voluto saperne. Avere contatti. Ho capito. Siamo a poco prima del rastrellamento, tra l'altro oggi è l'anniversario, il 66esimo anniversario del rastrellamento del Grappa, e tu però entri in contatto anche con alcuni personaggi... Entri in contatto con alcuni personaggi sono entrato in contatto perché con Moro, con Cocco, con Cartigliano, con Caldana, con Belvedere e poi con Masaccio. Tu sei entrato in contatto quando? Ma prima ancora col comitato di Bassano. Col comitato di Bassano, dove c'era Guadagnin, Cerchio e Passuello. No. L'altro chi era quello dell'albergo là, che ha gestito il cassette, eccetera? No, non ho presente. Insomma, era quello soprattutto che mi serviva. Era Guadagnin e questo qui del cassette. Del cassette. Non mi ricordo il nome. Comunque... Con Masaccio quando è che entri in contatto? Con Masaccio? Dunque, già nel maggio del 44 abbiamo cominciato a fare qualche raduno nelle campagne attorno a casa mia, capisci? E quando hanno preso il Moro, era ad agosto era? Agosto del 44. Durante il giorno avevamo fatto la riunione vicino a casa mia e per il giorno dopo era prefissata la riunione vicino in casa del Moro, capisci? E quella sera Moro ha voluto andare a dormire a casa e quella volta è venuto con Masaccio ed è cominciato il primo contatto con Masaccio. Che impressione ti ha fatto la prima volta che l'hai visto? Ma sai, io non saprei neanche dirti che impressione mi ha fatto subito, perché io ero ormai agganciato con la Icaro, capisci? Quindi quando dicevano c'era da fare qualcosa, in 2 o 3 si faceva e e dopo ma lui non ti ha proposto? L'attacco serio con Masaccio è avvenuto dopo che il 17 settembre mi hanno dato l'attacco i tedeschi. E allora quella notte... Quando sono venuti a casa tua? Il 17 settembre sono venuti a casa tua? Hanno circondato la... No, per la cava, perché noi appena ci hanno detto che avremmo avuto rifornimento aereo, abbiamo fatto il magazzino in campagna, a 300 metri da casa mia, da casa tua. una notte di luna,
con 10-12 ragazzi, dai, volonterosi, Robusti. eccetera. Insomma, alle 2:30, 3 di notte avevamo già fatto il magazzino. E allora, l'hai visto com'è? Il magazzino solito, no? E sopra avevamo messo quel casottino per le chioccia, perché i contadini a quel tempo mettevano la chioccia con i pulcini in mezzo ai campi di grano turco. Fatto tutto, nessuno sapeva niente, eccetera. Uno dei due ragazzi, ti ho detto, poveretto, a furia di botte, l'ha fatto cantare, e allora vengono su dalla stradina di casa mia. Casa mia, la stradina è quella della Carpellina che parte vicino all'ospedale. Hai presente subito di qua dell'ospedale? Sì, sì. C'è la Tara Carpellina che va giù a Rosà. Quella passa proprio aderente Fianco a casa tua. E da Cadolfin partono, fanno il giro, vengono su dalla stradina a casa mia, ti puoi immaginare mia mamma e mio papà che vedono, e vengono lì dove sapevano che io ero con 4-5 ragazzi a difesa, ma anche per prenderci le armi. Insomma, avevamo preso le nostre armi, eravamo lì nascosti in mezzo agli steli di grano turco. E insomma, ho avuto la buona ispirazione di non sparare ai tedeschi, perché logico che avrei potuto fare un macello, ma poi, ed era lecito fare una cosa del genere? No, secondo me no. E allora siamo scappati verso ovest. Sulla strada da Cadolfin a San Pietro c'è questa strada con una siepe di pruno alta 1,5 metri, 2 metri. I spigni della croce. I spigni della croce. L'abbiamo sfondata di tutto il corpo. Pensa che dopo, per mesi, avevamo gli spini che infilati nella carne. si suppuravano e di tanto in tanto. Beh, insomma, siamo arrivati verso Sant'Anna, che è 1,5 chilometri, 2. Lì i tedeschi ci hanno sparato di nuovo, loro siamo tornati indietro, andati verso casa dei miei cugini che è poco lontano dalla mia, lungo la strada comunale da San Pietro a Rosà. E abbiamo preso qualche cosa, avvertito che stiamo andando su verso Carainati, in questa zona. Arriviamo qui, il giorno dopo Masaccio mi fa sistemare, là, era un fienile, si stava bene perché eravamo a casa proprio dei contadini, quasi quasi ti davano l'aspetto della casa dei Carmignano di San Pietro in Gusei, che è casi grandi. Ma questo c'aveva un bel portichetto, fienile. Allora lì, Carinati, siamo a San Zenone in si sostanza. metto a dormire, ci facevamo a mangiare perché Masaccio ha detto lavorate da indipendenti, ci aveva dato soldi, eccetera. Se non che, come ti ho detto, c'è stato quel rastrellamento subito 2 o 3 giorni dopo. E dopo il 21 comincia il rastrellamento, insomma. Voi avevate avuto un minimo di avvertimento? No, avevate capito che era in corso un rastrellamento? Sì, lo sapevamo. Per di più Masaccio voleva a tutti i costi andare a attaccare i tedeschi alle spalle. I fascisti alle spalle. Ma senza armi e senza niente. Non c'era proporzione. Insomma. Non c'era... Ragione per cui dopo 48 ore c'aveva appunto... Masaccio intanto aveva un suo gruppo, il battaglione Pellico. No, Masaccio. Sì, ma dico aveva il suo battaglione, cos'è il Pellico? No, Mazzini. Il Mazzini, sì, Mazzini. Il Pellico era quello di Moro che facevamo noi qua. Esatto, il vostro era. E dopo 2 giorni ci ha fatto sciogliere le linee, ci ha fatto nascondere le armi e io sono partito con Pippo e Pegoraro, 2 miei ragazzi giovani, e fatto la strada da Carainati giù a Belvedere, Pozzetto, giù di là per andare a Santa Croce, a sinistra verso Fontaniva. Siete andati verso Cittadella, Fontaniva, insomma. Fontaniva, no, attraversata la statale al Pozzetto che è a nord di Cittadella. E siamo andati
in una famiglia, erano parenti di Pippo, di uno dei miei due Ti ragazzi. ricordi che famiglia? Lorenzato. Ti ricordi che famiglia era? Si chiamava? Ah? Ti ricordi come si chiamava sta famiglia? Lorenzato. 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 Era la frata. Lì dormivamo, sai, le concimaie dei contadini avevano la riserva per il brodame. Sì, avevano la pozza. Tutti i contadini avevano pulito quel deposito lì L'avevano perché serviva da nascondiglio per il grano e altre cose. E lì dormivamo, siamo stati 3-4 giorni, 5. Un giorno il proprietario mi fa un discorso piuttosto brutto, cioè chiaro, non per dire andate via, ma ha fatto capire che loro rischiavano molto e quindi bisognava allora, prendere un'altra decisione. Un giorno prima avevo mandato via il pecoraro, il giorno dopo ho mandato via anche Pippo in modo che ero solo ed ero più tranquillo, non dovevo rispondere di nessuno ma solo di me stesso, e sono partito senza neanche un giubbotto, niente, perché siamo scappati come siamo scappati e pioveva, piovigginava. Insomma, vado su verso Santa Croce Bigolina, non so, terza o quarta casa, mi ha lasciato dormire nel fienile, eccetera. E il giorno dopo mi hanno lasciato dormire ancora lì. E ho cominciato a dedicarmi alle bestie, sai, a fare. Hai fatto un po' di bovaro. lavori nei campi? No, ma era ormai stagione, Sì, stagione finita, quindi non c'era più niente da fare, perché seguivi i il bestiame. lavoro dei campi era soprattutto raccogliere Il mais. grano turco e Scartocciato. Fatto sta che sto lì 8-10 giorni, 15, ma avevo anche paura perché c'erano i ragazzi molto giovani, da 14-15 anni su, i quali stupidamente volevano che andassi con loro a ballare a sera, eccetera. Insomma, un giorno arriva il fattore, come si diceva allora, Il fattore, il quale dice, oh, guarda che lì bisogna smamarlo, e gli dicono chi sono. Ma forse sapevano, ma erano un po' incoscienti, un po' ingenui. E allora vabbè, mi sono messo in moto e ho trovato un'altra casa ancora più isolata, perché a quel tempo non c'erano tutte le case che ci sono adesso. Sì, c'erano A Santa case Croce isolate. C'era una qui e una a 2 chilometri sull'argine del Brenta. Per di più era bello perché era tutto boscoso e ci si nascondeva. Quindi. Solo che io dovevo sempre restare di guardia sopra a vedere se c'era qualcuno che stava arrivando, capisci? Sì, tu quindi passi da una casa all'altra, trovi ospitalità. Sono andato da Lorenzato, sono passato a Rampazzo. Sono stato lì 10-12 giorni. Poi sono passato da Castellan e allora lì ero pacifico perché non c'erano ragazzi giovani, c'erano 2 della mia età o di più, e la casa era tenuta bene, ben pulito, facevamo grano turco. Ma non ne potevo più perché, sai, vedermi lì così, sapere che Sta attento, Rino, tu che hanno portato via. Avevi capito cosa era successo con rastrellamento? No, avevo la staffetta che mi arrivava da Rosà. E quindi ti diceva tutto? Sapevo tutto, magari dopo 2 giorni. Avevo saputo che un giorno sono lì fuori, andiamo fuori perché c'era il bombardamento del ponte di Fontaniva, eccetera, e sento che parlano della casa bruciata e ho capito di una casa bruciata che era la mia, capisci? Siamo il 1° di ottobre del 44? Verso fine ottobre. Sì. Per quello che ho capito perché il contadino aveva saputo chi ero, ho capito. perché quello dice... È quello a cui hanno bruciato la casa. A Castellano ho detto chiaro e tondo chi sono subito, loro mi hanno detto ma no, venga qui, eccetera, e lì dormivo addirittura sul letto, anziché... E fatto sta che e quindi ti hanno detto, che avevano bruciato la casa, non ne potevo che tuo più. papà era... Mio papà il 21 l'hanno preso, hanno fatto il rastreamento, facendo il rastreamento
attorno a casa mia, hanno ammazzato 2 ragazzi, uno si era nascosto nel fienile e i tedeschi hanno visto muoversi, ha sparato, e l'ha ammazzato. Da lì l'hanno tirato fuori. Ti ricordi il nome, no? È Piotto. Piotto. E l'altro, non mi ricordo il nome dell'altro, un ragazzo di 16-17 anni, l'hanno ferito mentre scappava in campagna, è morto dissanguato in mezzo ai campi attorno a casa mia. Sapevo però di mio padre, adesso, casa bruciata. Per fortuna ho saputo subito che il parroco Don Anselmo si era preso mia moglie e l'aveva portata in canonica. Tua mamma? Mia mamma. L'aveva portata in canonica. L'ha portata in canonica. E tuo papà l'hanno portato dove? Subito l'hanno messo, mica in prigione con gli altri. Sempre trattato tutto sulla villetta dietro a Villa Dolfin, chiamavamo la Villa del Contin noi. Ho capito. A Rosà. A Rosà, sempre lì a Cadolfin, a 200 metri, ma insomma non l'hanno messo neanche un giorno in prigione con gli altri. Da lì, portato da Perillo, o se l'è venuto a prendere lui, non so, e anche lì Perillo niente in prigione giù sotto, ma nell'ammezzato a pelare patate per la cucina, con la guardia del corpo del caporal maggiore Ragazzi. Ho capito. Ecco, quindi tutte queste cose ormai... Ma a lui cosa dicevano? Che dovevi presentarti, insomma? No, a tuo papà cosa dicevano? No, a mio papà subito hanno detto, niente, se non si presenta suo figlio, tocca a lei. Mi hanno detto, ma questo non lo posso fare. Papà ha detto, ti dico, era più pazzo di me. Dice, è giusto per l'età, è giusto che vada io prima. Capisci? Ma comunque... Quando sono riuscito a comunicare qualche volta con staffetta qualche cosa durante gli allarmi, sai, ti dicevo c'era il caporal maggiore, lo prendeva, e mio papà non aspettava ogni giorno l'allarme perché il caporal maggiore, ragazzi, non è che ce l'avesse come va, lo prendeva, andava via bicicletta, capisci? Bicicletta a mano, e diceva, non l'abbiamo ancora preso, ma lo prendiamo perché sappiamo dove si incontra. Mio papà, cara, quando sentiva questo, era il bollettino che lui si aspettava, cioè diceva, è ancora libero. Allora è ancora libero. Ancora vivo e ancora libero. Io non ne potevo più di stare lì con le mani legate perché non potevo fare partigiano, non potevo rischiare a sparare perché completamente... E tuo papà era... No, per mio papà. A volte ero così furioso, dicevo, ma perché non danno uno schiaffo, solo uno schiaffo a mio padre, che almeno comincio, perché io, girando dopo così, intorno lì, in quelle strade da Santa Croce a Fontaniva, sempre tenendomi verso il Brenta, ho notato un paio di volte il maresciallo dei carabinieri di Rosà, che era fascista. Difatti gliel'hanno fatta pagare, alla fine guarda, gliel'hanno andate, di Santa Regione. E mi ricordo che l'ho incontrato 1 o 2 volte, ma non ho avuto il coraggio di fermarmi. E lui girava da quelle parti per venirmi a pescare, a vedere. Fatto sta che la mamma non mi vuol dare la bicicletta perché dice che così almeno sta fermo. Invece io star lì fermo, star di guardia, non poter ero insomma non fatto sta che il 31 ottobre arriva la staffetta con Carli da Rosà, che era uno dei nostri bravo, e arrivano con 2 biciclette, con la loro bicicletta. Allora io ho preso quella di Carli, ho fatto salire la ragazza sulla stanga, sul palo, e lui si è preso e siamo andati a fare il traghetto per passare al di là del Brenta, perché almeno passare al di là del Brenta, perché lì non era. Fatto sta che era talmente pazzo che non sono andato dal guado, sono andato armato con la ragazza sul palo che ha voluto restare con me. Era la ragazza di Carli? Una da Rosà. Da Rosà. La staffetta nostra assunta proprio in agosto, mi pare, o luglio o agosto. E aveva coraggio, il cosciente era... Fatto sta che
sono andato dai tedeschi che erano lì di guardia alle mitragliatrici, eccetera, Il ponte. a domandare per andare oltre Per passare il Brenta. e loro gentilmente mi hanno detto che bisogna andare dal guado. Ma questo per dirti a che punto di pazzia ero ormai. Sì, sì, sì. Insomma, vado di là, come sono di là, trovo cerchio a quello del comitato Di Bassano. comunista del comitato di San Pietro in Gu. Dopo vado a casa di Giacomo Prandina, Ingegnere, sì. il quale non andava mai a casa perché aveva la mamma ammalata, ma non poteva andare a casa perché era E lui pedinato in era continua. di che reparto? Quel giorno lì, siccome era ammalata la mamma, non ce l'ha fatta, è voluto andare a casa e sono arrivati 5 fascisti a arrestarlo. L'hanno preso. La casa di Prandina è su 2 corpi, ero lì sul cortiletto con la ragazza, sono i fascisti, manco mi domandano i documenti, niente, pensati. E stanno arrestando il mio amico Giacomo, che era già laureato, lui Era già ingegnere. E allora prendo la ragazza, mi metto sulla strada da San Pietro in Gu a Sandrigo, che è quella Alberata, una strada non provinciale ma comunale. E dico ai partigiani di San Pietro in Gu, guardate che quella strada lì è tranquilla perché ci sono io. Mi sono seduto sull'argine fingendo Don Morosetti, capisci? E dico se arrivano di qua, anche se sono in 5, non fanno in tempo a farmi portare via qua. Dopo non molto tempo arriva una comunicazione, Giacomo non vuole che si faccia niente, di me non sanno niente, eccetera, e te lo portano alla lunga. Allora la sera riunione, c'è qualche esagitato e irresponsabile che addirittura dice diamo l'attacco alla lunga. Ma sono espressioni neanche... Fatto sta che allora si è concordato che vengano messe delle sentinelle perché allora c'era la vacca mora, si diceva quel trenino da, sì. Da Bassano che andava giù a Vicenza. Marostica e giù. E difatti sono riusciti a controllare così bene che su quel treno, su quel vagone, è salito un Bressan con altri 2 o 3. Cioè hanno avuto la buona informazione precisa che l'hanno portato fuori e l'ha scaricato. Insomma, Prandina quando li ha visti ha fatto segno no, che non voleva, perché loro hanno detto facciamo il colpetto e lo portiamo via. Giacomo ha detto niente, lo portano a Vicenza, lo tolgono proprio a Vicenza, poi lo mandano a Mauthausen. A Mauthausen, dove io avevo paura che andasse mio padre, anche me. Vabbè, e lui dopo è morto nel mese di marzo. Poi muore a Mauthausen. Lui muore a Mauthausen, sì. Mauthausen. Primavera. E pensati, allora ho cominciato a respirare perché andavo con le bestie a pascolare le bestie per rendermi un tantino utile. E dopo qualche giorno, per fortuna, arriva giù Carli che mi porta la bicicletta. Allora respiravo perché io non potevo stare in ambiente chiuso, perché in ambiente chiuso mi chiudono e mi prendono. Oppure faccio uno scempio e mi pare. Allora lì ho cominciato a fare un po' di istruttore dai ragazzi, mi apprezzavano sinceramente perché vedevano che ero del mestiere e sapevo fare, e ho fatto deragliare il primo treno lì per loro. Ho fatto vedere come avevo come preparavo le cariche del treno. Dopo ho scelto un bel posto prima del ponte del Giera, da San Piero in Gu. C'era quella ferrovia bella alta, sai? Ho detto adesso mi metto qua, il treno mi fa il solito scherzetto, no? E poi la parte anteriore dalla parte. E me ne prendo 3 perché io non ho mai voluto confusione, anche per non mettere in pericolo i ragazzi. Ce ne ho 2 o 3 che fanno esattamente quello che faccio bene, io, sono sicuro. E gli altri sono rimasti un po' male, ma ho detto passare per un'altra volta. Fatto sta che ho fatto deragliare, ho preso sonno nel binario perché proprio ero
sempre pieno di sonno, perché di notte non si dormiva. Non si dormiva. E era carico di mattonelle, quindi un treno pesante. Era già la terza notte che mi dicevano stanotte viene, eccetera. E quindi finalmente arrivo, ma andava a passo d'uomo con la scorta dei tedeschi. I 3 ragazzi li avevo fatti venire lì per vedere come mettevo le cariche, eccetera. Poi li ho sbattuti via. Come è arrivato il treno, io sono smammato via. I tedeschi, avevo messo anche le matitine di pochi minuti, giusto perché se usavo i petardi come quelli antinebbia che si usano d'inverno, se non facevano esplodere, c'erano le mine. Ma sai, con le mine, per quanto a breve tempo, difficile, il treno fa tempo a scapparti, insomma. E invece, caro, è andato tutto bene, loro portavano bluff, e quello era in cima, i tedeschi paravano, ci si divertiva un mondo. Lo sparavano. Comunque non sono riusciti a recuperare niente perché non avevano i mezzi pesanti per sollevare. Comunque sono rimasto lì allora un mese e mezzo, in 3-4 case. 5. Arriviamo a che periodo? Dunque, sono partito il 31 ottobre da qua. E verso il principio di dicembre, cioè novembre e parte di dicembre. E dopo facevo, oltre che l'istruttore, eccetera, facevo anche di tutto per mimetizzarmi. E siamo andati di servizio un giorno, 2, a Gran Torto, perché c'era un annetto, Torto, che dicevano essere la spia. E loro hanno detto: vieni tu, che tu lo puoi seguire, tanto non ti conoscono lì, e vedi che movimenti fa. E l'abbiamo ben seguito un giorno. Siamo tornati dopo 2 o 3 giorni e hanno detto: adesso guarda, si fa il colpetto, o viene con le buone, o se no. E siamo andati e non l'abbiamo più trovato. Dopo allora è cominciato l'allarme, perché anche con la missione Icaro si sono presi cioè era la MRS la prima missione criminale che faceva, basta che tu pensi a Freccia e compagni, e dopo al comandante Gallia, un criminale fascista che era in Germania e che aveva giurato, aveva optato, viene di qua. Che mistero era, come fanno allora Sabadin e i Rocco a volere a tutti i costi contro Freccia mentre quello comandante del Veneto. Beh, insomma, fatto sta che ho detto a Nani, era il vicecomandante della brigata San Piero in Guer, che 1 o 2 volte al giorno veniva a trovarmi, cioè, per vedere se ero pacifico. Hanno cominciato a darmi in qualche pantalone, vestito. E ho capito che anche lì ormai ero troppo conosciuto ormai. E loro ho detto: guarda, che adesso parto, non so dove vado, perché avevo mandato il messaggio a Masaccio, che mi aveva detto: a giorni ti chiamo. Però non avevo avuto risposta da Carli ancora. Ho detto: guarda, parto. Sono venuto a San Piero in Gu, dove c'erano i ballardini, c'era un mio compagno di scuola, in campagna, stava benissimo, e lì quelli mi facevano mangiare, che era una casa proprio, e mi volevano bene, capisci? Insomma, ho detto: guarda, non so dove vado. Dopo 2 giorni ho detto a Nani: guarda che io sono lì a cosa, resto per ancora 2 o 3 giorni, non di più, perché Masaccio non mi sta mandando cose. Difatti mi ha fatto venire su verso 24 dicembre. E mi ha dato la tessera della brigata Martiri del Grappa. Strano. Ho avuto il piacere di vederla numerata e firmata da lui subito. Da lui direttamente. E dopo mi dice: dal 1° gennaio torni qui in servizio effettivo. E